Più di 70.000 firme. Martedì scorso abbiamo consegnato in Senato per una proposta di legge di iniziativa popolare che istituisca il salario minimo per tutte le lavoratrici e lavoratori di 10 euro all'ora lordi collegati all'inflazione. Sono 73.000 le firme depositate in Senato tra i sostenitori di questa proposta di legge Unione Popolare, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. Per dare una risposta a quei milioni di lavoratrici e di lavoratori che oggi hanno salari da fame che si attestano addirittura a meno di 5 euro all'ora. Per la proposta di un salario minimo di 10 euro l'ora hanno firmato in Veneto poco meno di 10.000 persone. È vero che ad esempio nella provincia di Venezia il turismo è un settore economico importante, ma probabilmente perché ci sono molti profitti, ma i lavoratori che contribuiscono in realtà hanno poco ritorno di salario nelle loro tasche. Il salario minimo esiste in 21 paesi europei, è quello che ha impedito sostanzialmente di morire di fame a milioni di lavoratori. È una norma elementare di civiltà che vogliamo che sia applicata anche in Italia. Il governo è pronto a recepire questa esigenza? Noi lo sfidiamo questo governo che ha già dichiarato più volte che il salario minimo non serve, ripropone la solita formula della produttività e del finanziamento alle imprese che però finora non ha dato nessun risultato per quanto riguarda i redditi delle lavoratrici e dei lavoratori.